Da Radio Napolitania trasmettiamo il secondo discorso di fine anno ai napolitani di Giuseppe Comeo. Buonasera compatrioti napolitani, buonasera ai siciliani. Come già il 31 dicembre del 2012, questo è il secondo anno consecutivo che rivolgo il messaggio di fine anno ai napolitani e questa volta anche ai siciliani. Però il discorso è rivolto per lo più ai napolitani. Questo discorso non lo rivolgo perché mi sono autoinvestito di un'autorità, ma è soprattutto un bilancio consuntivo di quelle che sono state le attività indipendentiste napolitane dell'anno che sta per finire e anche, diciamo, un bilancio preventivo o un modo per tracciare le linee di quelle che saranno alcune delle attività che caratterizzeranno l'anno che sta per cominciare. La Napolitania storicamente era divisa in 12 province che da sud a nord sono Calabria Ulteriore, Calabria Citeriore, Basilicata, Terra d'Otranto, Principato Citeriore, Terra di Bari, Principato Ulteriore, Terra di Lavoro, Molise e Contado, Capitanata, Abruzzo Citeriore e Abruzzo Ulteriore. Continuando il discorso, ogni volta che farò un riferimento geografico a qualche parte della Napolitania lo farò sempre usando i nomi che storicamente per secoli sono stati la divisione amministrativa del Regno di Napoli, perché questa divisione amministrativa in province è nata in parte all'epoca di Federico II di Svevia e in parte all'epoca di Carlo I, il primo degli Angiò, per cui è nata nel XIII secolo ed è continuata così fino all'inizio del XIX, per cui non è una divisione in province che è durata poco tempo e per cui nel proseguo del discorso sentirete ogni volta che ci sarà un riferimento geografico questa divisione in province. L'anno che si sta per concludere è stato un anno importante e sicuramente un anno di crescita per l'indipendentismo napolitano e come tutte le cose che crescono ha sia dei momenti positivi che dei momenti negativi, perché la crescita è fatta anche di esperienze negative
Infatti sono nati dei movimenti indipendentisti, però ci sono stati anche dei contrasti tra indipendentisti e ci sono state giornate positive come ci sono state giornate negative. Certo, posso ricordare la nascita del movimento Nazione Napolitana Indipendente, nato ai primi giorni del gennaio del 2013, di cui già avevo citato qualcosa nel discorso dell'anno scorso, che sarebbe nato un movimento del genere. Però poi in seno a questo gruppo ci sono state delle divergenze e delle divisioni che lo hanno indebolito. Ho visto un altro movimento indipendentista completamente sgretolarsi, ma io già avevo messo in guardia molti indipendentisti che i loro leader che vivevano nella pianura padana non erano adatti a guidare un movimento indipendentista, non avevano insomma la leadership per poterlo fare, e infatti sono politicamente praticamente scomparsi. Però ci sono stati anche momenti importanti, esaltanti, come la giornata del 17 marzo del 2013, dove non solo gli indipendentisti ma anche borbonici e non borbonici abbiamo fatto una grande manifestazione pubblica davanti all'ingresso della metropolitana a Via Toledo. Il sottoscritto c'era sia come rappresentante dell'Associazione Nazione Napolitana, sia come rappresentante di Radio Napolitania. Quest'anno è stato un anno importante perché si è rimessa in moto l'Associazione Nazione Napolitana, che era rimasta bloccata dopo la morte del compianto Gabriele Marzocco, grande patriota, indipendentista, ma non come qualcuno crede legittimista, perché Gabriele, lo voglio ricordare, non è che ci teneva tanto a fare rivendicazioni filo-borboniche, però ci teneva moltissimo a fare rivendicazioni filo-napolitane per la nostra nazione. Era più dalla parte del popolo che dalla parte della dinastia Borbone. Invece ci sono ancora tante persone che mettono il Borbone prima dei napolitani. Non è il caso degli indipendentisti napolitani, voglio ribadire. Il sottoscritto può parlare, lo può dire a nome di tanti: noi siamo repubblicani. In caso di indipendenza della Napolitania, la Napolitania sarà una repubblica. Se poi la Napolitania dovesse formare uno Stato indipendente insieme alla Sicilia, potrebbe nascere la Repubblica Federale di Napolitania e Sicilia, per cui sarà una Repubblica Federale. Come c'è la Repubblica Federale tedesca, ci può essere la Repubblica Federale di Napolitania e Sicilia. Oppure potrebbe nascere una confederazione, cioè Napolitania e Sicilia si confederano, come esiste il Benelux, e fanno un accordo su alcuni punti salienti di interesse comune. Però questo è una cosa da vedere in seguito. E ci sono state anche altre giornate importanti nel corso dell'anno. Il 13 luglio abbiamo ricordato un anno di attività di Radio Napolitania. Poi sono venute anche giornate meno esaltanti. Quando si organizza qualche manifestazione, come tutte le cose e tutte le attività umane, tanto possono riuscire e tanto possono non riuscire. La riuscita o non riuscita dipende da tanti fattori. Ecco, io sono stato sempre una persona che, quando mi è capitato di arrivare a una finale di un torneo di calcio e arrivare dopo i tempi regolamentari supplementari ai calci di rigore, mi sono preso la responsabilità di essere tra i 5 che tiravano un rigore. Mi è capitato più di una volta e mi è successo sia di segnare il rigore nella sequenza
però poi è capitato di perdere lo stesso la finale, oppure di aver sbagliato il rigore e il mio errore è stato decisivo per la sconfitta, o di aver segnato il rigore e di aver anche vinto la finale. Però mi sono sempre assunto le responsabilità, ho avuto il coraggio di essere tra quelli che si sono assunti una responsabilità così grande. Certo, chi non si prende la responsabilità è sicuro che non sbaglia. Solo invece chi si prende la responsabilità tanto può prendersi grandi soddisfazioni e tanto può essere soggetto a sbagliare e logicamente anche alle critiche. Solo i coraggiosi che si caricano di responsabilità possono vincere, mentre i pusillanimi che fuggono dalle responsabilità perderanno sempre e moriranno nell'anima tutti i giorni. La manifestazione Giorno per l'Indipendenza, che si svolge da 3 anni, rientra in questo caso. Io sono sempre convinto della validità della manifestazione, per cui sarà riproposta agli anni successivi, gli anni prossimi, anche nel 2014 e anche gli anni a venire. Sono convinto ancora degli scopi, sono convinto di non aver sbagliato a organizzarla e a proporla, però un errore e un'autocritica la devo fare. In questi 3 anni ho sbagliato a scegliere le persone con cui organizzare questa manifestazione, le persone che dovevano essere i miei più stretti collaboratori, perché quando sono stato fortunato ho trovato persone poco motivate e inutili, quando non mi è capitato addirittura di avere tra gli organizzatori dei finti alleati, gente che diceva di organizzare insieme a me e invece alla fine mi ha arrecato danno. Ora devo sapere se questo danno che mi è stato arrecato è stato fatto in buona fede o è stato fatto in malafede, e prima o dopo scoprirò quale dei 2 casi è e mi regolerò di conseguenza. Una manifestazione può anche andare male, però uno che combatte per una causa così difficile non si scoraggia alle prime difficoltà. Se si scoraggia e si tira fuori, lo può fare, perché quando non ve l'ha ordinato il medico di partecipare o di prendere parte a queste attività indipendentiste, a questa causa. Per cui se non siete motivati statevene a casa, venite o non venite, non fate la differenza. Ci sono persone che da sole possono fare la differenza nel bene o nel male, se intervengono o meno, e poi ci sono persone che comunque non fanno la differenza. Perché ricordate che 0 più 0 più 0 più 0 sommato a tanti altri zeri dà sempre 0, e 0 sommato a qualcosa non cambia il risultato della somma, per cui esistono le persone che sono 0. Ci sono state altre manifestazioni a ottobre e novembre non organizzate dai indipendentisti, come i 2 cortei per protestare per l'inquinamento e lo sversamento dei rifiuti tossici nella terra di lavoro, ora diventata terra dei fuochi, purtroppo. Ho potuto, partecipando insieme ad altri dipendentisti, conoscerli, ho interagito con loro e ho capito tantissime cose, e nel 2014 mi regolerò nei rapporti con questi dipendentisti di caso in caso come riterrò più opportuno e utile per la causa. Il 30 novembre c'è stato un evento importante, è stata organizzata a Napoli da Giuseppe 40 detto Peppe e da Ciro Borrelli, con anche l'intervento del sottoscritto che li ha messi in contatto fra di loro, la convention degli indipendentisti. Lo scopo della convention era di creare un organismo
che potesse rappresentare tutti gli indipendentisti sia all'interno del territorio di Napolitano e Sicilia, sia all'esterno, presso tutta la comunità internazionale. Alla fine di questa convention e la successiva fatta in provincia di Taranto l'8 dicembre è nato lo Stato ombra di Napolitania e Sicilia, o delle due Sicilie, che avrà un governo ombra, un governo provvisorio, e un Parlamento dei napolitani e siciliani, cioè un Parlamento provvisorio, cioè proprio tutti gli organi che deve avere uno Stato provvisorio, uno Stato che lotta per l'indipendenza. Ora, voi che siete indipendentisti dovete darvi da fare per partecipare sia alle riunioni del Parlamento, sia prendendovi delle responsabilità, diventando ministri del governo provvisorio. Il sottoscritto si è assunto le sue responsabilità diventando responsabile dell'ambiente o, diciamo, ministro dell'ambiente, e già sta collaborando alle prime deliberazioni del governo provvisorio che è presieduto da Giuseppe Quaranta. Poi ci sono altri compatrioti di Terra d'Otranto, a cui presto entreranno a far parte anche altri compatrioti di Terra di Lavoro e della Calabria ulteriore. Se non sbaglio ci sarà anche qualcuno della Terra di Bari, e poi dovrebbero entrare alcuni siciliani, per cui oltre i napolitani entreranno anche i siciliani, per cui sarà effettivamente un governo dei napolitani e siciliani e non solo un governo dei napolitani. Sono in programma per il 2014 riunioni sia nel territorio della Napolitania che in Sicilia, però cominceremo con fare la prima riunione del Parlamento a Palermo quanto prima possibile, possibilmente anche a gennaio. Le date poi si dovranno stabilire perché è una questione logistica, dipende anche dalla collaborazione degli indipendentisti che si attiveranno sul territorio a organizzare. E poi dobbiamo effettivamente chiarirci con gli indipendentisti siciliani. Io spero che lotteremo insieme per l'indipendenza, perché noi ci dobbiamo liberare dallo Stato italiano, come ho detto prima nel discorso. Noi ci liberiamo dallo Stato italiano, poi decidiamo se vogliamo formare la Repubblica Federale di Napolitania e Sicilia oppure formare una confederazione tra Napolitania e Sicilia, due stati sovrani. Facciamo una confederazione, possiamo pure andare ognuno per sé, Dio per tutti, senza nemmeno confederarci, quando se si è sovrani, se ci autodeterminiamo, possiamo prendere qualsiasi decisione, non abbiamo nessuna autorità al di sopra che ci impedisce di fare ciò. Certo, sarebbe auspicabile, visto gli stretti rapporti tra le due nazioni, quella napolitana e siciliana, di continuare ad avere un rapporto privilegiato e un rapporto amichevole. In virtù del fatto storico incontrovertibile che abbiamo avuto spesso re in comuni, noi e i siciliani, perciò abbiamo spesso storicamente condiviso la stessa politica estera internazionale. Allora, vorrei spiegare come funziona il Parlamento dello Stato provvisorio. Allora, questo Parlamento è un Parlamento aperto a tutti i patrioti napolitani e a tutti i siciliani. Chiunque è presente durante le riunioni del Parlamento può votare, proporre tutto ciò che è inerente alle attività politiche dello Stato provvisorio. Il Parlamento voterà la Costituzione provvisoria articolo per articolo. Inoltre il Parlamento dello Stato provvisorio è itinerante, cioè non si terrà sempre la stessa località, cioè non si faranno le riunioni sempre nella capitale, ma andrà girando, per cui le persone che sono del luogo dove si terrà il Parlamento saranno facilitate a partecipare, possono partecipare
facilmente a quella riunione. In questo modo daremo a tutti la possibilità anche di esprimersi e di avere la possibilità di sentire lo Stato provvisorio vicino, per cui oltre per esempio le riunioni che ci saranno del Parlamento in Sicilia, il prima possibile si faranno anche delle riunioni in Basilicata, dove praticamente più della metà della popolazione non si è recata a votare. C'è stata una percentuale di persone che hanno votato alle amministrative regionali pari al 46-47%, cioè il rimanente 54-53% non si è recato a votare, sfiduciando in questo modo lo Stato italiano. Bisogna andare dai lucani e dire: noi siamo con voi, avete l'appoggio dello Stato provvisorio e appoggiate lo Stato provvisorio. Oltre al Parlamento dello Stato provvisorio, dicevo, c'è un governo provvisorio formato dai responsabili di ogni settore. Sono tanti settori della vita sociale, politica di uno Stato, anche di uno Stato che si è ricostituito dopo 153 anni come Stato provvisorio, per cui ci sta l'ambiente, il lavoro, l'economia, l'industria, l'agricoltura, il commercio, l'istruzione, la formazione professionale, ecco, viene qualcuno in mente così. E perciò per tutti gli indipendentisti ci sta la possibilità di responsabilizzarsi, chiedere di esserne responsabile, come vi ho chiesto di essere responsabili dell'ambiente. Per esempio ci sta chi è responsabile della cultura, chi del lavoro. Un appello lo faccio soprattutto agli indipendentisti napolitani ed in particolare agli indipendentisti napolitani di Terra di Lavoro, del Principato Citeriore e del Principato Ulteriore. L'indipendentismo napolitano è molto diffuso e ha molti attivisti proprio in queste 3 province, e io dico a voi che vi siete tanto attivati e ci siamo attivati per le manifestazioni a sostegno delle persone che subiscono lo scarico di rifiuti tossici nella Terra dei Fuochi, di attivarci anche per il Parlamento e per il governo. Dobbiamo fare iniziative che sono le nostre, assolutamente. Questa è la strada giusta per ottenere l'indipendenza. Ci vuole un organismo che riunisca tutti gli indipendentisti, li coordini, dia le direttive, e che logicamente gli indipendentisti sono loro anche a dettare la linea politica da seguire. Non si può continuare a lottare sparpagliati come facevano i briganti negli anni 60 del XIX secolo, che poi un gruppo per volta sono stati tutti quanti battuti e la resistenza nostra è stata annientata. No, dobbiamo avere un coordinamento nazionale. Per nazionale si intende della Napolitania e della Sicilia. Chiedo agli indipendentisti: che cosa volete fare? Volete fare manifestazioni tipo culturali, poco più che folcloristiche, o solamente andare a protestare quando ci fanno qualcosa di male con le bandiere e niente più? O vogliamo fare qualche cosa che fa pressione sugli organi internazionali? Vogliamo fare veramente un'operazione di sensibilizzazione di massa della popolazione, e l'unico sistema è portare avanti una petizione per l'indipendenza della Napolitania e un'altra petizione per l'indipendenza della Sicilia, petizioni che poi dovranno essere presentate all'ONU e probabilmente dovranno essere presentate prima allo Stato italiano, che siccome ce le rigetterà, una volta che ce le ha rigettate noi potremo presentarle all'ONU, perché in base alle convenzioni a cui fanno riferimento molti indipendentisti, un ricorso per essere accettabile deve essere stata prima tentata la via
interna del proprio paese di provenienza, purtroppo è l'Italia. Dovremmo prima provare a chiedere l'indipendenza all'Italia. Quando l'Italia ce la rigetterà, come è sicuro, manderemo le firme all'ONU e riusciremo ad avere questo ricorso accolto, poi loro dovranno esaminare. Però nel frattempo che noi raccoglieremo milioni di firme avremo raggiunto tutta la popolazione e avremo veramente parlato dell'indipendenza, dei motivi per cui vogliamo l'indipendenza a tutti quanti. Mi auguro che il 2014 sia finalmente un anno che cominciamo a fare un percorso verso l'indipendenza. Il 2013, con vari problemi che ci sono stati, è stato sicuramente un anno abbastanza positivo rispetto ai precedenti, ma ancora è stato fatto poco. Nel 2014 dobbiamo fare molto, ma molto di più. Volevo dire ai compatrioti napolitani: non soffermatevi sul fatto che questo è il governo provvisorio dei napolitani e dei siciliani, delle due Sicilie, perché è veramente un peccato perdersi vicino a queste questioni troppo puramente ideologiche e perdere di vista l'obiettivo di restare estromessi da un percorso indipendentista che, a mio avviso, è quello vincente, è quello giusto. Oltre su Radio Napolitania, questo messaggio probabilmente sarà trasmesso anche sul canale di Peppe 40, è assemblato insieme ad altri messaggi di altri membri del governo provvisorio, tra cui anche lo stesso Giuseppe 40, come messaggio di fine anno. Auguro a tutti i compatrioti napolitani che il 2014 possa essere un anno in cui possono realizzare i propri obiettivi personali, che l'anno che sta per iniziare sia un anno soprattutto per noi indipendentisti e per tutti quelli che amano la Napolitania, in cui possiamo migliorare notevolmente le condizioni della nostra terra e avvicinarci ancora di più al nostro obiettivo, che è l'indipendenza. Le stesse cose le auguro anche ai nostri vicini, i siciliani. Felice 2014 a tutti i napolitani e a tutti i siciliani. Concludo con i motti che dico sempre durante la trasmissione Nazione Napoletana su Radio Napolitania: Hirpus harpe tache kiwi, che in lingua osca vuol dire i lupi lottano per la libertà. Viva la Napolitania libera e indipendente!